la Barcolana per Trieste è una festa, non c'è altro da dire, basta vedere le rive, basta girare per il centro in questi giorni e si vede, è una grande festa ed è bellissimo partecipare e farne parte. Le barche partono da qua, da queste prime due boe, e dopo c'hai tutta la prima tratta lunga che arrivi quasi fino a Murgia dove è la prima boa. Oggi c'è tanto vento, infatti scattano. Sì, infatti ci sono anche poche barche, dovevano essercene di più, sul 1500, però per il vento molte non gli è stato consentito gareggiare. Le prime due hanno già girato, fanno un traverso lungo, arrivano a metà golfo, tornano giù fino al faro e dopo c'è quest'ultimo rettilineo che arriva fino davanti a Piazza Unità e Mola Audace. Venire a vedere la Barcolana, come abbiamo visto oggi, è uno spettacolo perché c'è poco da fare, è una festa ma è anche una gara e la gara non è scontata. Infatti abbiamo visto oggi anche che la prima, quella che era in prima posizione, si è rotta la randa, si è rotta la vela e adesso una Barcolana che sembrava scontata, adesso sarà una bellissima gara fino alla fine. Chissà chi vincerà. Chissà chi vincerà.